veniamo a Mercatini da molti anni. Siamo da Bassano del Grappa praticamente e ci proponiamo come riuso o riciclo dei materiali, quindi andiamo dal riciclo delle bottiglie, al riciclo del disco in vinile, al riciclo delle lattine, tutti i materiali che possono essere riciclati li riutilizziamo per creare qualcosa di diverso, qualcosa che può essere regalato in modo un po' particolare. È una bella iniziativa perché ci dà la possibilità di essere uniti e di proporre a quelli che visitano il centro commerciale una vastità di prodotti, cioè una vastità di bancarelle, si va dall'artigianato a cose più dolciumi, cose così, più natalizie. Quindi uno viene e nel villaggio trova praticamente tutto quello che può trovare per proporre dei regali, per fare qualche cosa. Ci sono anche delle belle proposte per dei simpatici regali di Natale, quindi credo sia un'opportunità in più, insomma, per tutti i coneglianesi. Noi siamo di San Venemiano, quindi una realtà qui vicino, e a dir la verità è il secondo anno che partecipiamo, anche se l'anno scorso era organizzato un po' in modo diverso e quindi eravamo gli unici, diciamo, ad esporre. Quest'anno siamo affiancati da altri artigiani e quindi siamo in buona compagnia. Che cosa ne pensi dell'iniziativa di un mercatino all'interno di un centro commerciale? Beh, ecco, è sicuramente un modo innovativo per celebrare il Natale, dal momento che i centri commerciali stanno un po' rimpiazzando il centro delle città e sempre più gente preferisce trascorrere le domeniche all'interno di uno spazio chiuso e al caldo, per cui è un qualcosa di inevitabile e che è molto importante anche per poter trascorrere in compagnia questa occorrenza che è tipica, e è un po' cercare di mantenere la tradizione e di innovarla allo stesso momento. E tu che cosa ne pensi dell'idea di un mercatino natalizio al chiuso? Sostanzialmente è una cosa positiva perché almeno si sta al caldo ed è anche caloroso, perché comunque il periodo di Natale è bello, ci sono le luci e... Beh, sono una buona promozione del territorio, c'è molta affluenza di gente e vedo che ci sono molti acquisti, insomma, per i regali di Natale. Io ho preso qualche regalino di Natale, abbiamo preso un cannolo siciliano e basta, con dei regalini, insomma. E tu pensi di fare dei regali? Hai già visto dei regali da fare a qualcuno, oltre alla fidanzata naturalmente? Sì, ho già pensato di fare alcuni regali, infatti penso che prenderò dei regali per i miei genitori o anche per la mia ragazza ovviamente.